la Regione del Veneto si è data un programma forte nel settore di innovazione e ricerca, dotandosi di una legge apposita che è la legge 9 e soprattutto anche cercando di mettere alcuni diciamo così, interventi di sostegno economico sia con fondi propri sia con fondi di programmazione comunitaria. La legge mette anche un po' di ordine, fissa delle priorità e degli obiettivi che sono quelle di mettere in contatto sempre il mondo dell'impresa col mondo della ricerca. All'interno della ricerca nel Veneto ci sono effettivamente delle eccellenze, soprattutto in due settori, quelli delle nanotecnologie e biotecnologie. Quindi è chiaro che noi dobbiamo puntare sempre sui settori avanzati. Questa mattina abbiamo parlato di biotecnologie, è un settore di applicazione diciamo così naturale che va verso progetti di ricerca su settori fondamentali del nostro Veneto, perché possono essere applicati nell'industria come nell'agricoltura, come anche nel settore della diagnostica e del settore medico. Quindi credo siano scelte che alla lunga ricadranno anche positivamente su tutta l'economia e non solo, anche sulla qualità della vita dei cittadini. C'è un impegno a mantenere forte questo settore, ricordo che lo facciamo in collaborazione col CNR e anche con un accordo di programma con il Ministero. Io credo che le sinergie tra la Regione e il Ministero e soprattutto anche il CNR di Padova permettano, assieme a un gruppo di ricercatori, a un gruppo di diciamo professori dell'Università di Padova e anche di Venezia, di mantenere alto questo elemento che porterà sicuramente scelte ma soprattutto anche risultati. Credo che l'investire su questo settore sia un elemento non solo diciamo così, di scelta ma di dovere per la nostra regione anche in un momento di difficoltà economiche. Dobbiamo guardare le emergenze ma soprattutto guardare anche in prospettiva di settori alti. Credo che anche le cifre che sono state stanziate dalla Regione fino alle misure che sono state diciamo così, fin qui adottate sono stati di 12 milioni e 300 mila euro, quindi una cifra considerevole. Nel futuro il trend sarà lo stesso, quindi sicuramente le azioni future avranno gli stessi finanziamenti del passato. Ricordo anche che c'è un dato positivo, le risorse pubbliche sono sicuramente necessarie nel mondo della ricerca, ma nel mondo della ricerca c'è anche la necessità del coinvolgimento dei privati. Quello che è diciamo così, un elemento positivo ma soprattutto anche di prospettiva è che già la collaborazione tra diciamo così, il centro delle biotecnologie e il sistema delle imprese nel Veneto c'è e loro si finanziano anche con progetti che derivano dalle commesse dell'industria. Non dimentichiamo che esiste anche un metadistretto delle biomedicali nel Veneto e quindi anche un'industria nel Veneto dedicata al settore diciamo così, delle attrezzature mediche e quant'altro, che è un settore che vede le imprese anche in questo momento non avere difficoltà ma crescere. Quindi significa che nel nostro territorio anche la dinamica economica va verso settori sempre di più alta tecnologia ma anche di più alta diciamo, attenzione verso la persona e verso anche diciamo così, il migliorare le condizioni di chi magari ha qualche problema diciamo così, fisico.